Teatro Europa Taglio di Po, siamo con Andrea del gruppo che fa questo tributo straordinario. Cosa farete questa sera appunto a Taglio di Po? Noi siamo i Notturni, un gruppo in omaggio a Fabrizio De André, e lo spettacolo si chiama Parole di Faber, lo stiamo portando in giro proprio per l'Italia, nei teatri, perché siamo innamorati follemente di Fabrizio De André, di quello che ci ha lasciato con le sue canzoni, i pensieri, i valori, insomma, anche da lui cantati. E come dire, è doveroso al giorno d'oggi non dimenticare certe cose del passato, certe cose che ritroviamo anche nell'attualità, e Fabrizio ci fa ragionare tantissimo su queste cose. Allora questa sera cosa andremo a fare? Andremo a riportare queste meravigliose canzoni, cercheremo di cantarle assieme al pubblico proprio per condividere questa grande passione, ma anche cercando di andare a riflettere su certe tematiche sociali che tanto ci stanno a cuore. In un momento che la musica è usa e getta, qualcuno diceva che degli anni 70 si possono salvare 500 canzoni, in questi anni se ne salvano 20. Cosa rappresenta un cantautore e il cantautorato italiano in particolare? Beh, un patrimonio che non ce la sentiamo di lasciare appartenere al passato, ma che anzi abbiamo, come dicevo prima, tanto bisogno ancora di portare in giro in concerto, di ascoltare, di conoscere, di approfondire, perché sono canzoni, come ti dicevo, che ci fanno veramente tanto bene. A me personalmente hanno cambiato la vita, non solo perché adesso ok, le porto in giro, ma proprio per il fatto che umanamente certe riflessioni che le canzoni di Fabrizio De André mi hanno portato a fare, ecco, sono state per me una chiave che mi hanno aperto la mente, il cuore e tante altre cose. Pasquale Cafiero e sono brigadiero del calcio. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto faccio reale dal 52 e al 100° catenaccio. Sera mi sento uno straccio, per fortuna c'è il braccio speciale, c'è un uomo geniale che parla con te tutto il giorno con 4 infamoni, briganti baffoni con tutti alla fine. Tutte l'ore con sta evidenza che scude minacce, sa ma alla fine mi assetto papare, mi sbottono, mi leggo giornali, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che te se bevi un caffè. Alle tastiere Leonardo Baccari, ai bassi Nicolò Longhi, ai flauti e alle chitarre Matteo e Raffa, Anna Chiara Berton al clarinetto e alla voce e al violino Valeria Zanella. Io sono Andrea Filippi, noi siamo i Notturni, questo è Parole di Faber e questa è stata una meravigliosa serata. Grazie infinite a tutte e a tutti, grazie! Vai! 1, 2, 1